Se le regole non piacciono, bisogna fare un percorso diverso, ovvero modificarle, ma voglio dire, questo è compito della maggioranza degli associati, non di una sparuta minoranza. Cappello alpino ad un gruppo di volontari delle Olimpiadi Milano Cortina. Chi critica non ha approfondito la questione, afferma Francesco Introvigne, presidente emerito dell'ANA di Vittorio Veneto e responsabile nazionale dell'AGE, il gruppo ausiliari per i grandi eventi. Sui 1200 volontari totali il cappello è stato donato solo ai 180 che hanno compiuto uno specifico percorso di formazione. Hanno fatto dei corsi di qualificazione, dei corsi di addestramento presso l'esercito italiano nella specificità alle truppe alpine, sono stati alle dipendenze dell'esercito stesso, come facevo riferimento, per un periodo superiore a 60 giorni, e questo è il titolo limite dello Statuto Nazionale delle Associazioni Nazionali Alpine, all'articolo 4, che appunto dà la possibilità a chi è in queste condizioni, ecco, di essere iscritti all'associazione e di conseguenza di avere anche ottenuto in dono il cappello alpino, che non è un dono dell'associazione, ma è un dono dell'esercito. Una scelta rivolta a giovani volonterosi per guardare al futuro nel rispetto del passato. Anche il presidente nazionale dell'ANA sabato a Verona ha voluto sottolinearne l'importanza. Questa esperienza di capacità di coordinamento tra le forze militari e la componente civile che poi si inserisce all'interno delle forze militari come supporto, quindi come riserva, deve essere un modello da portare avanti e da perseguire, e su questo l'Associazione Nazionale Alpini sarà presente, perché in questo modo noi potremo anche costruire in futuro una prospettiva, ecco, di anche giovani che possono mettere questo cappello e possono guardare in avanti.